Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Nuovi sviluppi in merito alla falsa identità di Matteo Messina Denaro durante la latitanza. In clinica, in ospedale e negli studi medici il boss si presentava con il nome di Andrea Bonafede. Tuttavia a Campobello di Mazara, dove ha trascorso l'ultimo periodo prima dell'arresto, il capomafia utilizzava un altro nome. È questo ciò che gli investigatori sono riusciti a scoprire nell'ambito della sua duplice identità, di cui si iniziano a conoscere nuove sfaccettature. E a proposito dell'arresto del boss, si è svolta ieri pomeriggio un'assemblea cittadina nell'ex chiesa della Dolorata. La mafia fa schifo, questo è il volto vero e più bello del paese, ha detto il sindaco Castiglione, il sindaco di Campobello di Mazara, in occasione della manifestazione per dire no alla mafia. Quella che oggi vediamo qui è una città unita, qui ci sono i campobellesi onesti, ha affermato l'imprenditore Salvatore Bascio. Torna a tremare la terra nelle isole Eolie. Un sisma di magnitudo 2,8 è stato registrato in prossimità dell'isola di Lipari alle 3 del mattino. La scossa è avvenuta ad una profondità di circa 236 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'INGV di Roma. L'ultimo terremoto nella zona delle Eolie è stato registrato 4 giorni fa. Cade la prima neve dell'anno in Sicilia a seguito del brusco calo di temperature che negli ultimi giorni si è registrato appunto in Sicilia. Ha nevicato a Piano Battaglia, a Palermo, diversi escursionisti si sono recati nella zona sciistica, anche se gli impianti non sono ancora aperti, poiché non è stato raggiunto il livello di innevamento previsto. Neve anche ad Enna e sull'Etna. Grazie intanto per averci seguito e arrivederci.